E siamo ormai arrivati alla fine di agosto, aspetta che giorno è oggi, il 28. Questo progetto, che aveva come scopo, tra gli altri, quello di salvarmi dall'inedia del mese che detesto di più al mondo, va verso la sua fine. E noi possiamo iniziare a guardare con serenità verso le foglie che ingialliscono, il vento, la nebbia e tutte quelle cose che piacciono a noi camposanter. Comunque, scherzi a parte, no. Questo progetto in realtà non finisce qui, ma questa specifica puntata, quella su Napoli, corrisponde all'ultima della prima stagione di Camposanto e vi dirò di più, sto accarezzando l'idea di far diventare le cronache del Camposanto una sorta di format estivo o comunque vacanziero da proporvi nelle pause tra una stagione e l'altra. Vabbè, vedremo. Per ora vi dico solo che con questa puntata Cronache del Camposanto va in pausa. Ora mi concentrerò sul podcast principale, Camposanto, perché sto già lavorando ad alcune puntate speciali che avevo messo in pausa mesi fa perché, non so se ve lo ricordate, ho scritto un libro. Quindi vi raccomando di rimanere con me, di seguirmi sui social perché presto vi svelerò tutto quanto. Detto ciò, date queste informazioni, torniamo alle cronache del Camposanto e torniamo soprattutto nella città protagonista di questa puntata, appunto, come vi dicevo, Napoli. Oggi vi riporto in gita al cimitero delle Fontanelle, dove sono conservati i teschi di un numero imprecisato e sterminato di persone che sono morte durante diversi eventi catastrofici che hanno colpito la città, epidemie, inondazioni, rivolte popolari e così via. Per conoscere nel dettaglio la storia del cimitero, vi consiglio di riascoltare la puntata di Camposanto corrispondente, ricordo l'ultima della prima stagione. In questa puntata potrete ripercorrere con me non solo le tappe della nascita di questo luogo straordinario, ma anche del culto delle anime pezzentelle che i cittadini napoletani hanno costruito appunto attorno a questi teschi. Quindi vi invito a riascoltare quell'episodio, potete mettere in pausa questa puntata e andare ad ascoltarvelo ora, oppure potete ascoltarvelo dopo, insomma fate un po' come vi pare. Io oggi vi vorrei parlare di una storia molto strana che ho scoperto sempre durante una delle mie sessioni di scartabellamento, si dirà così, dei giornali vecchi. Cioè scartabellamento, cioè scartabellare i giornali vecchi, vabbè comunque non importa. La cosa importante comunque da dire sui morti delle fontanelle è che sono migliaia, probabilmente milioni, ma che tutti, tranne i conti Caraffa, sono anonimi. I morti di questa enorme e stratificata fossa comune, infatti, non ricevevano una sepoltura classica con tomba ed epitaffio, ma appunto venivano tumulati in tutta fretta e senza troppe cerimonie. Come dicevo prima, erano il risultato di eventi catastrofici, quindi arrivavano tutti assieme e in grande numero e di conseguenza era necessario disporne velocemente per evitare ulteriori problemi e possibili epidemie. Il risultato di questo sono montagne di teschi e ossa senza nome, la cui storia è stata cancellata così senza pensarci troppo. Ma se io adesso vi dicessi che a un certo punto si è pensato che tra quei crani anonimi fosse finito anche quello di Giacomo Leopardi? Leopardi era morto a Napoli durante l'epidemia di colera del 1837, quindi i tempi e le circostanze potevano corrispondere, anche se il mio professore di italiano del liceo mi ha sempre raccontato che in realtà la sua morte era avvenuta per un'indigestione di confetti e gelato al limone. Il sospetto, comunque, è che in quei giorni frenetici la salma di Leopardi fosse finita nella fossa comune delle Fontanelle. Ho trovato un articolo di Emilio Cecchi del 1960, pubblicato nel Corriere della Sera, in cui si parla proprio di questo. Vi leggo un paio di brani. Due fra questi scritti minori, parla di alcune pubblicazioni che sono state ritrovate in quel periodo, tornano sulla misteriosa questione della sepoltura del poeta, discutendo su alcuni dei principali interrogativi cui forse non sarà mai data risposta. È noto che, mentre infuriava il colera, la denuncia della morte del Leopardi fu fatta la mattina dopo il decesso dai fratelli del Ranieri, Giuseppe e Lucio, e fu registrata nel libro parrocchiale della Santissima Annunziata a Fonseca, Capodimonte, ma con due incertezze.
che il defunto riceve i sacramenti mentre non c'era stato neanche tempo perché la morte fu quasi istantanea e che la salma era stata sepolta nel cimitero dei Colerosi. Poco dopo il centenario della nascita, eseguendo certi lavori, fu fatta la ricognizione dei resti il 21 luglio 1900. La cassa semidistrutta apparve di dimensioni esageratamente piccole. I resti non consistevano che di pochi brandelli d'abiti, d'una suola ed un tacco, 2 femori e scarsi frantumi d'altre ossa. Nessuna traccia del cranio. Attenzione. Così assoluta distruzione sembrò a tutti inverosimile. Un sacerdote, Gioacchino Tagliatela, e poi un medico, Luigi Federici, concittadino e cultore di leopardi, sostennero con ingegnosi argomenti l'ipotesi di un trucco del Ranieri, che lasciata andare alla fossa comune la salma, avrebbe inscenato con un feretro posticcio la parvenza ed il mito di una tomba di leopardi, dalla quale qualche raggio di gloria si rifletteva anche su di lui. Evidentemente il parroco aveva scritto quanto gli dissero Lucio e Giuseppe, mentre Antonio Ranieri provvedeva a sottrarre il cadavere dalla iattura della fossa comune. Con un certificato del frate che era stato chiamato al capezzale dell'infermo e attestati di medici che dichiaravano non essere il Leopardi morto di colera, quindi forse era davvero morto di indigestione di confetti, Antonio Ranieri ottenne dall'autorità un salvacondotto e da Capodimonte trasportò egli stesso con una vettura il feretro alla lontana chiesetta di San Vitale fuori grotta, dove la salma fu inumata nel sotterraneo. 7 anni appresso, quindi nel 1844, tolta dal sotterraneo, essa ebbe una nuova collocazione nel porticato della chiesa. Non credo potrebbe desiderarsi più concreta e accurata indagine di quella che, su questo caso singolarissimo, è offerta dal Porena, uno degli autori degli scritti che vi dicevo prima, il quale non si sente affatto di sottoscrivere le tesi del Tagliatela e del Federici, il medico e il sacerdote, ma neppure si nasconde che insieme ad altre ragioni, quanto s'accennato circa i reperti della sepoltura, non solo induce a perplessità, ma anche a forte disagio e sospetto. E la questione probabilmente resterà così per sempre. Allora, spero che si capisca quando leggo gli articoli che ogni tanto faccio dei miei commenti, magari la prossima volta lo dico quando sono io a parlare. Sicuramente quando ho parlato di confetti ero io. Comunque, non so voi, ma io adoro queste storie di intrighi, di ossa trafugate, di misteri relativi alle salme che scompaiono e compaiono di qua e di là. In questo spin-off di Camposanto, se ci pensate bene, non ho fatto altro che parlare di ceneri scomparse e di cadaveri traslati. E vi anticipo che nel mio libro ne parlerò ancora di più e approfondirò le storie di altri personaggi, anzi delle loro salme e a volte delle loro ceneri viaggianti. Potrei parlarne per ore, vorrei già darvi delle anticipazioni, ma non posso per ora, quindi vi prego di continuare a seguirmi e di fidarvi di me perché il libro uscirà e conterrà un sacco di storie di questo tipo. Comunque, torniamo al nostro Leopardi. La questione ritorna fuori diverse volte nel corso degli anni. Sarà lui quello sepolto al Vergiliano? L'amico Ranieri è stato sincero? Il parroco ha davvero sbagliato a scrivere i dati, cosa che, facendo io ricerca genealogica, non mi stupirebbe affatto? Quindi si tratta di un imbroglio o di un genuino scambio di cadaveri, diciamo così, avvenuto a causa della frenesia di quei giorni in cui a Napoli imperversava il colera? Non si saprà mai. Comunque nel Corriere del 2004 si parla di una curiosa iniziativa di un'archeologa tedesca e di un autore televisivo italiano che addirittura a un certo punto si recano a casa Leopardi a Recanati per chiedere alla famiglia del poeta l'autorizzazione per poter riesumare di nuovo i resti sepolti che appunto sono al Parco Vergiliano di Napoli. Ma sentiamo gli sviluppi interessanti spiegati in questo articolo di Fulvio Buffi. Naturalmente salto la parte in cui si ripercorrono le tappe immediatamente successive alla morte del grande poeta, quindi quelle che vi ho appena letto nell'articolo del 1960, e vado direttamente alle riflessioni e alle novità del 2004. L'unica ipotesi credibile è quella delle fosse comuni. Il cimitero delle Fontanelle e altre grotte nella zona di Poggio Reale furono riempiti con le persone morte durante quell'epidemia di colera. Difficile credere che per Leopardi fu trovata una soluzione diversa. E ciò che è stato rinvenuto nella tomba, quindi, parentesi mia, i 2 femori, il tacco e la suola, eccetera, in qualche modo ne è la conferma.
Anche al centro di studi leopardiani la pensano così. E forse per questo si sono indignati davanti alla richiesta di esumazione. Dice la portavoce del centro: per noi il corpo finì indegnamente in una delle fosse comuni per i morti di colera. La sepoltura nella chiesa di San Vitale non è credibile. Del resto la racconta Ranieri, e Ranieri era un gran bugiardo. Non arrivò addirittura a negare a Monaldo, il padre di Leopardi, l'esistenza dello Zibaldone? La tomba al Vergiliano e le fosse comuni nella città sotterranea. Due lati del triangolo si incontrano, ma le spoglie del poeta sfuggono a ogni certezza. Resta da percorrere il terzo lato, quello che riporta alla prima scena, all'appartamento al secondo piano della palazzina di Vico Pero numero 2. Parentesi, questo è il luogo dove Giacomo Leopardi ha vissuto gli ultimi 4 mesi della sua vita e poi è morto. A parte una targa all'esterno dello stabile, della casa in cui visse e morì Leopardi non è rimasto nulla. Ora, sul balcone, ci sono l'antenna parabolica e il condizionatore e dentro è stato ristrutturato tutto. Ma in questo vicolo si rincorre una voce che ora è arrivata fino a Recanati e che è proprio la portavoce del Centro Studi Leopardiani a riferire. Mi è stato detto che le case napoletane di quell'epoca hanno grosse intercapedini tra i muri e che il corpo potrebbe anche essere sepolto lì. Suggestivo, ma anche un po' horror e molto leggenda metropolitana. Comunque non verificabile. Il proprietario della casa ha ristrutturato da poco. E che dovrei fare, dice? Sollevare i pavimenti e rompere i muri per cercare il cadavere? Non se ne parla proprio. Colpo di scena, quindi. Leopardi non sarebbe né nella sua tomba ufficiale né nel cimitero delle Fontanelle. Ovviamente, per quel che mi riguarda, il cuore mi dice di credere che Leopardi sia finito in un controsoffitto, perché questa sarebbe una storia pazzesca che ovviamente vorrei raccontare. Ma il cervello mi suggerisce che la prossima volta che andrò alle Fontanelle mi impegnerò nell'impresa impossibile di riconoscere il celebre teschio del poeta di Recanati. E anche da Napoli è tutto. Questo spin-off di Camposanto, che si chiama Le Cronache del Camposanto, è arrivato alla fine della sua prima stagione. Tornerò sicuramente con altri episodi come intermezzo tra una stagione e l'altra del podcast ufficiale Camposanto. Comunque, grazie per avermi seguito fino a qui e ci sentiamo presto. Ciao!